Bentornati a un nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. È ancora aperta la mostra dei due pittori Nico Calleghere e Federico Velludo. Ricordiamo che le opere saranno esposte fino a mercoledì 25 aprile all'ex Panificio Nardini, sito nell'isola pedonale di Corso Trentina a San Donà di Piave. Vediamo il servizio. Sabato 31 marzo si è inaugurata la mostra di due famosi pittori sandonatesi, Silvano Calleghere e Federico Velludo. La mostra, curata da Gianni Boatto, si può visitare nei locali dell'ex Panificio Nardini, nell'isola pedonale di Corso Trentin. Fondatore del gruppo 70, Calleghere racconta nelle sue opere le terre sandonatesi, ritrae le campagne nei loro colori e i paesaggi tempestosi, oltre a composizioni di fiori e nature morte. Federico Velludo ha sempre frequentato studi di pittori a Venezia, tanto che le sue opere ne sono rimaste influenzate. I suoi dipinti richiamano una linea classica e lui stesso afferma che essi nascono da una forte suggestione dell'arte romana del III e IV secolo. Velludo è particolarmente famoso per i suoi ritratti carichi di intensità e che lasciano libera interpretazione allo spettatore. La mostra, aperta fino al 25 aprile, la domenica e lunedì dalle 10:30 alle 12 e tutti i giorni dalle 17 alle 19, ha l'obiettivo di accostare due artisti molto differenti nel modo di dipingere e di cercare una linea di comunicazione tra di loro.